Buonasera! Vai, fatevi sentire! Mamma mia, oggi, mamma mia. Io sono felicissimo di essere qua. Tra l'altro io sono qui a Milano col progetto Erasmus, perché sono di Napoli. Penso conosciate Napoli, è abbastanza famosa come città. Non so se c'è gente che annuisce, è bellissimo sto fatto. Lo spiego per gli altri. Napoli è la città del mare, del sole, del vento, della pioggia, dipende dal meteo della settimana, non è che sempre lo stesso, cambia. Ci sono molti stereotipi su Napoli, su noi napoletani, non so se avete notato, e alcuni diciamo hanno un fondamento di verità. Per esempio si dice che noi siamo abbastanza abituati alla precarietà. Questo è vero, secondo me probabilmente deriva dal fatto che cresciamo all'ombra di questo grande simbolo della città, questo gigante buono che si erge, no? E noi sappiamo ci potrebbe uccidere da un momento all'altro, Cannavacciuolo. Grazie. No, poi c'è anche il Vesuvio. C'è anche il Vesuvio, noi napoletani invece al Vesuvio siamo un po' abituati alla sua presenza. È tipo un elemento ornamentale, una scenografia, fa pandan col golfo, viene bene nelle foto, lo teniamo là, no? Invece secondo me a volte sarebbe utile ricordarsi che cos'è il Vesuvio, tipo prima di costruire delle case, no? Il Vesuvio è un vulcano, e fin qua dormiente, sta proprio tranquillo, però ancora attivo, potenzialmente pericoloso e pronto ad esplodere. Cioè, praticamente il Vesuvio è asintomatico, ma ce l'ha. Allora mi sono chiesto, cosa accadrebbe se eruttasse il Vesuvio? Ve lo siete mai chiesto voi? No, perché siete di Milano, me lo fotto proprio. Giusto. Io me lo sono chiesto. Allora, innanzitutto molti tifosi di calcio andrebbero proprio in difficoltà. Non saprebbero più cosa cantare allo stadio. Sarebbero costretti addirittura a fare il tifo per la propria squadra, che lo so, in alcuni casi è imbarazzante, capisco? Grazie. Lo so. No, però poi mi sono informato, ho visto che comunque ci sono degli scienziati specifici che monitorano i vulcani, che sono i vulcanologi. Ora, qualcuno di voi conosce un vulcanologo? C'è un vulcanologo in sala? Ho sempre sognato. No, io me lo immagino tipo gli ultimi degli scienziati, sfigatissimi, non se li caca nessuno. Eppure, se effettivamente annunciassero l'eruzione del Vesuvio, io immagino che i vulcanologi diventerebbero così, dalla sera alla mattina, famosissimi. Richiesti da giornali, televisioni, radio per interviste, ospitate, collegamenti. E io lo so che cosa state pensando. Dici, ma com'è possibile uno scienziato, un uomo col camice bianco, un professionista nel bel mezzo di una crisi, può mai mettersi a fare l'opinionista televisivo? Può essere. Non escluderei questa ipotesi. Anzi, io immagino ci sarebbe il vulcanologo di riferimento, il più famoso di tutti. Inventiamoci un nome di fantasia, il professor Burloni, che andrebbe nelle trasmissioni a dire quelle frasi rassicuranti, quelle cose tipo: allora, innanzitutto non è ancora scientificamente dimostrato che la lava a contatto con la pelle brucia. Quindi, no, la domanda principale è come reagiremo noi, giustamente la popolazione napoletana. Per esempio, io penso che molta gente in preda al panico scapperebbe, no? Andrebbe via da Napoli, lontano da Napoli, lontanissimo, come se dovesse cercare lavoro. Proprio. Tutta un'altra fetta di popolazione sarebbero gli scettici, cioè quelli che dicono: ma siamo sicuri che erutta? E se poi non è così? Chi me lo dice? La scienza? Non è che mi fido, chissà che ci mettono dentro al Vesuvio. No, mio cugino mi ha mandato un link su WhatsApp. Dice che forse questa cosa dell'eruzione è tutto un complotto. Forse ci vogliono solo fare uscire di casa per mettere le antenne 5G in cucina. Sarebbero i cosiddetti no-vulc. Io me li immagino che vanno a fare proprio le manifestazioni sotto al Vesuvio e il governo li fa allontanare, no? Perché chiaramente è pericoloso. Il diritto a manifestare, dico, è pericoloso per il governo. Quindi, e si arriverebbe poi all'estremo. Secondo me a un certo punto ci sarebbero proprio i negazionisti del Vesuvio. Cioè quelli che arrivano proprio aggressivi, fanno: ma voi, con le spalle così, voi ancora credete a queste cose? Voi siete proprio schiavi del sistema. Il Vesuvio non esiste. Il Vesuvio è un'invenzione delle multinazionali delle cartoline. Grazie.
Io ci ho pensato, ho detto, no, ma il Covid, ok, a differenza del Covid, il Covid è arrivato all'improvviso qua da noi, no? Ci ha colto alla sprovvista, siamo andati un attimo in difficoltà, non so se avete notato. No, il Vesuvio invece sta là da sempre, cioè ha pure già eruttato in passato, capito? Teniamo la cosa, sono quelle cose prevedibili, gestibili, tipo un ponte in autostrada, lo sai che devi fare manutenzione, no? Sono quelle tragedie evitabili, in Italia siamo bravi. Allora, il Vesuvio sta là, ad esempio, ho detto, in caso di un'effettiva emergenza, saremo pronti, no? A gestirlo? No? No, no. No, aspetta, è un'affermazione, ma non mi permetterei mai. Sono andato sul sito della Protezione Civile, sono andato. Questa è dimostrazione del fatto che noi artisti ultimamente abbiamo avuto proprio un cazzo da fare. Sono andato, c'è un protocollo, c'è un piano di emergenza, ce l'hanno già pronto là impacchettato. Allora, reggetevi forte, le istruzioni sono chiare. In caso di eruzione bisogna evacuare la città. Chi l'avrebbe mai detto? Già sto più tranquillo, devo dire la verità. Oh, buono, dai! Ma come deve avvenire questa evacuazione secondo la Protezione Civile? In treno, da Napoli. Tempo previsto dell'evacuazione 72 ore. Allora, a Napoli 72 ore è il tempo che ci mette la metropolitana a fare 3 fermate. Quindi a quel punto tu avresti 2 opzioni. O resti a Napoli, ti fai proprio travolgere dalla lava del Vesuvio, a quel punto scegli una posa plastica in cui morire, tipo Pompei, capiti? È bello, ti trovano da 3.000 anni a così. Questo era uno importante. Oppure segui il protocollo della Protezione Civile e prendi un treno regionale dalla stazione di Napoli Centrale. Ora non so voi, ma io vorrei morire senza soffrire, quindi resto a casa. Grazie! Grazie! Senso comunale!